Buonasera, benvenuti. Grazie per essere qua, complimenti per essere arrivati nonostante il nubifragio. Credo che valga la pena. Credo che valga la pena perché l'occasione è quella di presentare una mostra che alcuni di voi, buona parte di voi, probabilmente già visto, presentare anche, dire qualcosa anche di un catalogo, soprattutto dei contributi, ma soprattutto sentire la curatrice, cioè chi ha pensato, credo, chi ha proposto, chi ha curato questa mostra, cioè la collega, amica Anna Ottani Cavina, storica dell'arte di grandi meriti non solo scientifici, ma anche di grandi meriti. La cosa, mi piace ricordarla, di grandi meriti culturali per la sua capacità di muoversi nell'ambito delle istituzioni. Il lavoro che hai fatto nel recupero del patrimonio culturale di Zeri, per esempio, è qualcosa di straordinario che oggi non c'entra, oggi non ne dobbiamo parlare, ma comunque mi piace ricordarlo proprio perché lo studio molto spesso si deve accompagnare, è una cosa positiva, con l'impegno culturale per il nostro patrimonio. L'impegno culturale è molto evidente anche in questa mostra, che credo la maggioranza di voi abbia visto, chi non l'ha vista la vedrà. È una mostra curata e raffinata, molto raffinata in quello che propone, raffinata nell'ambientazione, che mi pare veramente splendida. Quello è merito di Pierluigi Pizzi, molto devo dire. Sì, era una garanzia rivolgersi a Pizzi, ma credo che tu ne sia decisamente soddisfatta di come... No, io sono anche molto sorpresa e commossa, perché, se posso inserirmi, perché in realtà ovviamente fuori discussione la sua conoscenza, la sua preparazione, la sua bravura, ma è anche difficile incontrare qualcuno che a questo punto della vita, lui ha molti anni, impegnatissima ancora in mille cose, ha una capacità di ascolto e di rigenerare l'immagine, perché Pierluigi Pizzi ha allestito anche, oltre che infiniti spettacoli teatrali, anche molte esposizioni, in gran parte esposizioni barocche del Seicento, oppure le esposizioni a Versailles sulle tavole imbandite, oppure quella della morte del re con i baldacchini, oppure appunto il Seicento italiano a Parigi con questi grandi pale di tele montate su degli altari barocchi. Questa è una mostra di tutt'altro tipo, estremamente, cioè l'allestimento deve essere in qualche modo molto discreto perché sono acquerelli di carta, e Pierluigi Pizzi ha utilizzato al piano terreno di sotto una chiave di lettura molto teatrale, scenografica, suggestiva nell'ambientazione di tutte le colonne, i capitelli gotici, magari ne parliamo, che sono stati protetti e portati all'interno. 47 delle colonne originali e dei capitelli di Palazzo Ducale sono stati segati, tagliati, salvati nell'Ottocento e ambientati all'interno. Quindi qui c'è questa specie di teatrale neogotico che fa da introduzione. E poi al piano sopra, dove c'è la mostra, lui ha schermato queste pareti di Palazzo Ducale e in una specie di lettura ravvicinata, come di close-up piuttosto intima, salvando tutte queste regole difficilissime per avere degli acquerelli 60 lumen, insomma. E quindi, voglio dire, sono molto commossa perché ha avuto un'invenzione e anche una capacità di allestire una mostra molto diversa da quella che è la spettacolarizzazione che di solito, insomma, magari gli si chiede. Scusa, io mi sono fermata, anzi, ma gli sono infinitamente grata. Ho scoperto una persona di un garbo infinito, di una capacità di dialogare, di ascoltare, e credo che voi l'avete qui a Venezia. È veramente un incontro, a parte che è un collezionista di una qualità e di una straordinaria conoscenza. Ti ringrazio per avermi subito interrotto e ti prego di farlo ancora, perché poi, conoscendo il modo in cui in genere tu presenti i tuoi e gli altri lavori,
penso che ti faccia addirittura piacere essere interrotta, non solo da chi ti sta a fianco, ma soprattutto dal pubblico, e questo è già un invito per poter intervenire e chiedere in un colloquio che sicuramente sarà interessantissimo. Ma a proposito di quelle parti recuperate di cui parlavi, mi viene subito in mente un'illustrazione del catalogo che è quasi commovente, forse ce l'hai anche. Sì, tanto tu cominci a parlare, sì, perché non so come far arrivare 14, in fondo. Quindi, pagina 14. Pagina 14 è il catalogo, trovarlo. ma io nelle Sì. immagini non so fare il 14. Sono frammenti, te eri rifatta, avevi ricordato quei restauri ottocenteschi che erano stati restauri a lungo, quasi distruttivi, prima che gli interventi non fossero interventi di persone illuminate, non fossero riusciti a bloccare quel tipo di restauri. Ma queste pietruzze, queste pietre, queste tesserine che voi vedete sono i frammenti colorati che provengono da uno degli occhi della coda di pavone. Bravo. Che era nell'antico transetto nord in San Marco, distrutto appunto durante Il mosaico pavimentale. Il mosaico pavimentale. Era stato un periodo per Venezia di forte dibattito culturale. Ruskin si era mosso, era in prima linea, se ricordo bene, con Alvise Pietro Zorzi. Certo. E soprattutto Giacomo Boni, che poi aveva avuto una fortuna fuori da Venezia. Qui voi avete fatto un convegno con una documentazione molto bella. E forse tu puoi dire meglio di me cosa sono, sì, perché è quasi commovente avere salvato. Allora, il nostro amato Presidente, che ringrazio immensamente di essere qui oggi, perché veramente anche questo impegno mi dispiace. No, basta. Vabbè. Questi sono importanti. No, voglio dire, hai toccato veramente il cuore della questione, cioè per me, che non sono di Venezia, però anche se di origine la mia mamma, sono di qua, cioè è stata una scoperta abbastanza impressionante vedere come quest'artista inglese che è John Ruskin e che ha verso questa città un transfer straordinario. Lui fa 11 viaggi a Venezia, lui nasce nel 1819, muore nel 1900, quindi come la regina Vittoria tutta questa parte del secolo. Fa 11 viaggi a Venezia, e pensate cosa voleva dire nell'Ottocento attraversare la Manica, tutta la Francia, le Alpi, era veramente un'esperienza, e poi lavorare disperatamente a Venezia. Ecco, quello che mi ha molto colpito è che noi oggi consideriamo questa figura dell'età vittoriana come qualcosa di molto lontano, viceversa Ruskin è stato qualcuno che si è sempre battuto proprio in prima fila per il contemporaneo. Lui, non so, a 19 anni fa una difesa di fuoco di Turner, che è il più grande pittore romantico dell'epoca, allora molto attaccato dall'Accademia per questa sua modernità, poi difende i preraffaelliti, eccetera. Quindi fa sempre delle battaglie in prima linea. E quindi è anche uno dei primi a essere anche affascinato, nonostante i suoi bellissimi acquerelli, questo suo modo di dipingere, a essere affascinato dalle nuove tecnologie. È uno dei primi a sapere che appena si propongono i primi daguerrotipi, le prime fotografie, lui cerca disperatamente di attrezzarsi in questo modo, perché questa sua ansia di documentare questa città che era fatiscente, che stava per sparire, lui dice come una zolletta di zucchero nel tè bollente, Venezia sembra che stia per andarsene, e quindi questa sua ansia di documentare la fotografia, lui dice, mi permetteva di portarmi a casa il palazzo, cioè invece di stare ore e ore a disegnare arrampicato sui capitelli, potevo, catturarla. Lui fa tutto questo perché quello che anche a me ha colpito, rivedendo queste collezioni enormi di daguerrotipi che erano appartenuti a Ruskin, quanto, tu lo sai benissimo, ma per noi foresti, insomma, quanto la città nel secondo Ottocento fosse poverissima e fosse fatiscente, fosse in condizioni veramente... e quindi l'equazione che viene fatta in quel tempo è Venezia muore perché Venezia non è moderna. Quindi per salvare Venezia
la scelta è quella di costruire la ferrovia, di costruire il ponte, di farne una città come le altre e anche di proporre un piano che è quello del famoso sventramento di tutto il centro storico, magari anche con un ponte che arrivi a San Giorgio. E in tutto questo la città che muore la si può salvare portando via tutte queste vecchie pietre che sono bizantine, sbiadite, rovinate, eccetera, e facendo dei bei pavimenti che tengano. Ed è Meduna il responsabile di questo. Contro questo tipo di restauro o diciamo di salvataggio molto radicale e distruttivo, Ruskin è disperato e si batte in questa piccola scatola che è conservata alla Pierpont Morgan Library di New York e che è come una scatolina di pastiglie, da pastiglie, e che ha sopra questa scritta. Per me è una cosa commovente perché è la testimonianza di lui che aveva salvato nel rifacimento del mosaico pavimentale di San Marco queste pietruzze, in gran parte erano pietre di lapislazzulo del blu, e appunto erano i mosaici originali. Quindi dietro c'è un'idea che è quella che Venezia va salvata, va protetta, va una manutenzione per quello che è, cioè nella sua unicità, non per farne una città come le altre. E lui comincia a scrivere sul Times, sul Guardian degli attacchi molto forti. Per fortuna a Venezia, come tu hai detto, sì, c'è questa compagine che aiuta questo. E per avere un'idea di quale fosse il clima, si può ricordare che allora i pezzetti del mosaici marciani che venivano staccati nei restauri venivano messi in scatolette che venivano vendute come cassettine per poche lire e sono finite dovunque. Vorrei, se permetti, una cosa molto recente, non più di 4 o 5 anni fa, in un muro esterno di proprietà dell'ospedale di Venezia è stata trovata una piccola testa di San Giuseppe Ebreo, che era una di quei mosaici staccati, finita lì, attaccati in un muro di un magazzino esterno e recuperato. È stato un momento appunto culturalmente decisivo quello, la polemica sul decisivo Meduna. Appunto, perché quello ha fatto scattare, insomma, è quello un po' che sogniamo anche oggi, cioè forse allora non c'erano i bastimenti, non c'erano questi cambiamenti ambientali, cioè erano altri le ragioni della caduta di una città, però quello poi forse, non so, diciamo la legge del 66, insomma a un certo punto Venezia ha avuto una ripresa straordinaria, quindi io non credo che la storia dell'arte possa fare dei miracoli, però la mostra vuole essere anche forse un monito per far toccare ancora una volta di più la bellezza assolutamente singolare, unica, non duplicabile di questa città. C'è un pezzo di Ruskin quando dice: noi veniamo qui non per costruire un altro San Marco in California o in Inghilterra, ma per inginocchiarci su questi pavimenti che hanno visto il Doge, insomma, e questa è la sacralità di questa città. Vuoi che entriamo dopo? Sì, no, volevo soltanto riallacciarmi a quello che dicevi a proposito dell'uso della fotografia, che è una parte ben inserita, confesso. Non avevo idea che fosse così rilevante, così importante questa documentazione straordinaria che lui... Soprattutto in mostra, nel catalogo ne abbiamo... No, il catalogo è quasi assente, perché quasi assente del tutto. Non ho capito perché se c'era un problema. E come anche la sistema, perché il catalogo, la gara per il catalogo è stata chiusa 25 giorni prima dell'apertura della mostra, con queste cose che succedono in Italia, e quindi la documentazione anche dell'allestimento della parte sotto, però il catalogo ha questa grandissima apertura sulle immagini con un tipo di scheda più agile e funzionale, perché io credo che oggi che basta cliccare su internet e trovi tutte le informazioni erudite che vuoi, devi dare una chiave che sia un po' più alta, che sia un po' più consumabile, anche non ti puoi mettere a leggere per delle schede tutta questa vicenda che oramai la puoi trovare ovunque.
Scusa. Sì, no, non c'è dubbio, ma forse se vuoi... posso cominciare a raccontare un momento con immagini, con le immagini. che siamo tutti curiosi Allora, qualcuno di vedere prima, uno studioso di letteratura russa, giovane studioso di letteratura russa, mi chiedeva ma come mai la mostra chiude così presto, dopo 3 mesi. Ora, questo è uno dei problemi che noi abbiamo. Una mostra di grandi opere, di pale d'altare, di tele, può viaggiare, stare esposta. Quando tu ti trovi di fronte a delle opere che sono su carta, entra in vigore sia per il prestito che per la condizione delle restrizioni che sono enormi. Non possono essere esposti a una luce che abbia un'intensità maggiore dei 60 lumen, non possono essere esposti per più di 3 mesi, poi devono rientrare nei cassetti del British Museum, della Tate Gallery e così per 2 anni. Non possono essere esposti alla luce, sono molto molto fragili. Quindi la cosa particolare è di aver avuto a Venezia più di 100 opere di Raskin. Pensate che non ce n'è una sola che appartenga a un museo italiano. Quindi noi diciamo sempre prestiti internazionali, insomma in questo caso ci sono solo dei prestiti dalle grandi istituzioni che, proprio perché questa mostra che aveva richiesto Gabriella Belli, il direttore, è stata pensata in Palazzo Ducale, cioè quello che per Raskin era il palazzo che era al centro del mondo, per questo ritorno è stata concessa questa possibilità di cogliere Raskin, cosa che non c'è mai stata neanche in una mostra inglese, non solo nel nucleo delle opere che riguardano Venezia, ma la sfida è stata un pochino quella di presentare anche molti altri momenti di questo uomo dell'Ottocento che, per dire, prima di tutto è un grandissimo scrittore. La prima cosa di Raskin è uno scrittore stupendo, prolifico da morire, non quasi mai tradotto in italiano. L'edizione critica sono 39 volumi, grandissimi. Un grandissimo scrittore amato da Proust, che traduce la Bibbia di Amiens, fa una prefazione meravigliosa, da Virginia Woolf, da Walter Pater, da Oscar Wilde, cioè un grandissimo scrittore. Poi però è anche un uomo dell'Ottocento, quindi con una mente scientifica e positivista. Lui scrive un libro sui cristalli, lunghissimi testi sulle nubi, un altro libro sulla botanica che si chiama Proserpina, quindi unisce insieme questa doppia dimensione. E noi però, dovendo fare una mostra, è difficile esporre, poi lui è un grande anche pensatore e anche utopista, sogna questa città, questo mondo che riesce a resistere all'industrializzazione, è un grande filantropo, dedica per intero la sua eredità, quando ottiene l'eredità dal padre, a costruire a Sheffield una scuola per questi giovani operai, perché abbiano una formazione professionale. Quindi è un uomo che ha tante facce, però se fai una mostra a Palazzo Ducale devi avere delle cose che visivamente siano spettacolari e devi esporle. Quindi la sfida è stata di vedere attraverso Raskin pittore la complessità della sua formazione. Vado così. Se posso inserirmi sì. un attimo, facevi riferimento a queste curiosità. Sono straordinari, per esempio, quegli acquerelli con i fiori di rododendro, le foglie o le chiocciole, e quella per molti di noi anch'io, la Belli mi ha molto trattato male a un certo punto, perché dice: Alanna, se non ha le foglie, se non ha le conchiglie, non la smette più. È vero, cioè è nata con l'idea di avere Venezia, ma io trovo che, perché tu hai toccato un punto, cioè in realtà nell'Ottocento, quando la rivoluzione francese ha spazzato via tutte le Madonne, tutti i santi, tutto quello che è diciamo, l'iconografia religiosa, questa tensione verso il divino, verso il mistero, queste domande che l'uomo si pone, transitano tutte su un tema diverso, che è la natura. Cioè nell'Ottocento è la natura l'interlocutore, da Friedrich, che è il grande pittore romantico della Germania, a Turner, e quindi questi studi, per esempio adesso ci arriviamo perché faccio sennò troppa confusione avanti e indietro, ma queste conchiglie, cioè ha studiate a spirale, questa forma perfetta che lui ritrova nelle cose della natura, in questo caso una conchiglia, e poi che ritrova quasi identici nei girali del gotico, parla della cattedrale di Rouen, dove questa perfezione formale l'artista
la rispecchia dalla natura. È meraviglioso perché c'è una componente, diciamo, di ricerca penetrante, scientifica da uomo moderno, e poi anche una capacità di trasfigurazione di questo. Lui dice sempre observing and feeling, cioè bisogna guardare molto attentamente la realtà, ma poi c'è un transfert, c'è un momento di empatia che ti permette di... Qui è dove abitava lui. Alla fine, gli ultimi 30 anni fra follia e depressione, lui vive a Brentwood, in una regione settentrionale dell'Inghilterra, che è quella del Lake District, cioè che è la regione dove da Wordsworth a tutti i poeti romantici, a Keats, a Shelley, sono andati. E è abbastanza commovente vedere come questo cottage di Ruskin, questi sono immobili dove lui teneva protetti gli acquerelli e i dipinti di Turner, che è il suo grande modello, quindi ancora... Questa è la stanza da letto, questa è in un acquarello, ma oggi è esattamente così, molto, insomma, come vedete, austera, modesta, però lui scrive: quando io morrò, la cosa che i miei occhi vorranno vedere per ultima saranno gli acquerelli di Turner, e lui ha attorno 24 acquerelli che precocemente aveva comperato, e li vedete appesi nelle pareti. Tanto per entrare un po' nella biografia, questa è Coniston, dove lui muore, insomma, a Brentwood, e viene sepolto in questa parte nord dell'Inghilterra. Questa è la sua tomba, e questo lo faccio vedere per tornare al discorso di prima. La grande difficoltà della mostra è stata quella di ottenere questi prestiti di opere fragilissime e su carta, dove ti viene un controllo incredibile sulla umidità, su tutte le garanzie che si debbono dare, sul trasporto che deve essere sempre orizzontale. Allora alcuni hanno chiesto: ma il camion può arrivare fino a Piazza San Marco? Insomma, per dire che c'è una trattativa difficilissima su questo. Poi, quando sono andata a chiedere alcuni notebooks, alcuni dipinti meravigliosi nel luogo dove lui ha vissuto l'ultima parte della sua vita, c'è questo museo di Coniston, dal quale vengono gli acquarelli dei cieli, i notebook dei cieli, di tutti i suoi, le nuvole e così via, che in realtà è una specie di casolare di legno, dove l'umidità è a 100.000, e dedicato al Bluebird, che era una specie come di aliscafo che negli anni 70 affondò con il suo guidatore, poi è stato ripescato, e la ragione per cui tutto il mondo, tutta l'Inghilterra viene a Coniston è per vedere. Quindi insieme a questo aliscafo con tutto ci sono questi, vedete su uno c'è scritto di questi notebook Sky. Questa è una cosa che mi commuove, perché in realtà lui li ha tenuti nelle tasche, lui ha girato sempre con questa idea di mappare tutta Venezia, e anche non è facile spiegare questo suo amore per Turner, che è così esagerato, fantastico, visionario, e invece Ruskin, che ha un rapporto sempre con una grande attenzione al dettaglio. Insomma, Ruskin rimane qualcosa di inattingibile, Turner, scusatemi, rimane qualcosa di inattingibile, Ruskin è un'altra cosa, ma lui ha un'adorazione. Quindi, dicevo, in questi musei periferici, marginali, dove ci sono tutti questi tesori e dove la conservazione è come si può, però poi quando entri in questa dinamica, il problema nostro fino all'ultimo per la concessione dei prestiti è stato veramente quello di dare tutte queste garanzie. Questi sono alcuni di questi taccuini, dove appunto c'è una serie di cieli, ma voglio andare un momento in fretta per dire che la mostra è al primo piano di Palazzo Ducale, nell'appartamento del Doge, ma al piano terra già esisteva quello che è il Museo dell'Opera, che poi negli anni 90 del secolo scorso, insomma, cioè poco tempo fa, Franzoni aveva montato e messo insieme, e in questa occasione Pierluigi Pizzi ha un po' riallestito queste sale. E cosa sono? Io vi consiglio di attraversarle, perché è un'emozione stupenda. Cioè,
Ecco, sempre per Luigi Pizzi, che si aggira da tutte le parti nei depositi, a un certo punto dal Correr ha chiesto che venisse presentato in mostra questo modellino degli anni 70 dell'Ottocento che spiega questa operazione straordinaria che viene fatta di fronte a una città dove il salso, eccetera, mangia continuamente le cose. C'è il rischio di perdere questi meravigliosi capitelli gotici, tutti traforati e lavorati, che ornano la facciata di Palazzo Ducale sia nel versante piazza che nel versante della laguna. E si decide di segarne 47 di questi, di portarli al riparo all'interno con le loro colonne e di far eseguire a degli artigiani eccezionali di allora queste copie, che sono quelle che sono esposte oggi. Quindi vedete questo sistema ingegneristico con i contrafforti di legno, perché il palazzo in fondo è un palazzo pensato in una maniera molto moderna. Il Palazzo Ducale è un palazzo che, come i palazzi di Le Corbusier con i piloni, ha il vuoto sotto e il pieno sopra, e quindi si è trattato di un'operazione molto particolare. E questi capitelli che vi vengono così addosso, che sono tagliati, che sono così incombenti e che poi sono stati montati colorando le pareti laterali di questo rosso coccio pesto veneziano in modo da contrastare con la pietra, in qualche modo spiegano questo estremo amore di Venezia, di Ruskin per Venezia. Ma qual è la particolarità di questo amore? È che Ruskin riscatta di Venezia anche tutta quella parte, soprattutto quella parte pre-Rinascimento, che non era ancora così, diciamo, legittimata. Il suo grande amore per la Venezia bizantina, gotica, e quindi questo contribuisce poi alla nascita, al rilancio di un gusto neogotico nell'Inghilterra. E questa è la parte, diciamo, che introduce... Se posso, il Rinascimento diventa quasi il momento della decadenza. Sì, è perfino Tiziano, cioè lui è Palladio, insomma, queste geometrie così nitide. Sì, diciamo che gli amori grandi sono sempre degli amori molto settari, cioè uno deve amare disperatamente una cosa, in questo caso la Venezia gotica e barbarica, e poi mette nel buio come... Quindi possiamo discutere di tutto questo, però... Certamente questo riscatto, insomma, di questo momento precedente restituisce a Venezia, diciamo, un'integrità ormai assoluta. Ma abbiamo qui siamo dentro alle sale della mostra, dove, come vedete, sono queste sale magnifiche che hanno questi grandi camini del Cinquecento nell'appartamento del Doge, e anche questi camini non sono sempre nella stessa posizione. Sono collocati in modo diverso, in maniera che queste 10 sale cambiano sia dal punto di vista tematico, certi dedicati ai cieli, alle Alpi, alle foglie, a Venezia, e anche dal punto di vista dello spazio. E sono state schermate le pareti, e affiorano soltanto, senza le cornici, le piccaglie, tutte queste cose, i clima box entro cui sono arrivati tutti questi dipinti, e veniamo a lui. Ci sono 2 autoritratti di Ruskin, cerco di andare un po' più svelta forse, ma tu fermami se ci riesci. No, non voglio, me ne guardo. No, anche se ci sono qualcuno che vuole intervenire sarei veramente felicissima. Piuttosto... E quindi lui ha una formazione che non è una formazione accademica, però è indubbio che è un artista che sa disegnare. Ci sono 2 autoritratti autografi, tra cui questa è un'altra delle sale, tra cui questo molto famoso della Morgan Library, dove si vede questo colore amatissimo da Ruskin, che è il blu di Prussia. Cioè fino ad allora il blu lo si otteneva soltanto dai tempi, diciamo, antichi, pestando il lapislazzulo, quindi era sempre un colore molto molto costoso. Chimicamente si ottiene questo blu di Prussia che, matching con i suoi occhi blu, insomma, lui gioca molto su questo, e continuamente lui porta questa specie di cravatta ed è un colore che è un po' il leitmotiv anche nelle pagine del catalogo e anche in moltissimi suoi dipinti, insomma, un colore
Qui alcune fotografie dell'epoca che naturalmente dove quando lui è vecchio come è vecchio Tolstoi, come è vecchio Monet, sono queste grandi figure carismatiche. Questo è un ritratto che non si era mai esposto, che viene dal Victoria and Albert Museum, di una di queste donne, che sono tutte donne molto importanti per Ruskin, ma con le quali ha un rapporto lacerante, difficilissimo. In questo caso non si tratta di una delle donne che lui in qualche modo ama, ma di una delle donne che seguivano queste sue lezioni. A lei dedica un libro appunto sulla cristallografia, cioè per spiegare quanto fosse ricca e polifonica. Questo è un altro pastello di questi personaggi che ruotano attorno a lui. Questo è l'ultimo dei suoi amori non vissuto, assolutamente. Siamo in età vittoriana, quindi anche questo mondo delle bambine, lui la incontra a 9 anni, Rose Latouche, lei muore molto presto, lui vorrebbe sposarla, tutto questo viene rimandato, lei muore tragicamente fra depressione e follia a 27 anni, e poi lui la ritrova quasi come una figura così che appare nella figura di Sant'Orsola di Carpaccio, e diventa questa sovrapposizione di queste immagini. Ma lui non è un pittore di ritratti e di figure. Poi c'è la prima sala, racconta un po' il mondo attorno a lui. Poi c'è il tema invece delle Alpi, diciamo più che delle Alpi, perché per tutti quelli che vengono dall'Inghilterra l'incontro con l'eccesso, la sregolatezza, il sublime, la dimensione di queste montagne è assoluta, ed è qualcosa di molto affascinante, perché proprio l'Inghilterra con i suoi teorici, con Edmund Burke, insomma, aveva finalmente legittimato un tipo di bellezza che non è più quella bellezza classica. Cioè noi in Italia abbiamo le Alpi, ma non abbiamo quasi mai, se non Dürer o Leonardo, qualche artista che celebra le Alpi, perché noi abbiamo alle spalle una idea di bellezza che è determinata dalla norma classica: simmetria, armonia, proporzione. Quindi questo luogo, che è il luogo dei demoni, il luogo degli eremiti, il luogo dove l'uomo non ha un rapporto amichevole, fino a che appunto l'Inghilterra esalta un tipo di bellezza che è invece il buio, il vuoto, l'abisso, Manfred, insomma, questo tema di una bellezza asimmetrica, eccessiva, irregolare. La bellezza può essere, e lui usa, è strano che su tutti questi acquerelli c'è molto spesso una data, come dire, io non so, ore 7 del giorno tale, cioè lui è sul posto, quindi vede una realtà precisa, ma poi la colora con una libertà assoluta. Non si tratta mai di trascrivere, quindi questo, per esempio, questa idea di usare questi nocciola, caffè latte, eccetera, per raccontare il Cervino, la solitudine del Cervino, oppure queste tonalità di azzurro che non sono nella realtà, per invece dare questa idea dell'immensità del paesaggio. Quindi c'è da un lato questa esigenza di conoscere a fondo, e poi questa anche bisogno tipicamente romantico anche di dialogare, insomma, e trovare un rapporto che sia empatico e fantastico. Ed è strano che le montagne più belle le abbiano dipinte i non italiani, cioè quelli che non nativi, che venendo da lontano trovavano questa emozione. Queste sono queste varianti, tante, ce ne sono sul Monte Pilatus, che è vicino al lago di Lucerna. Con questo, sono tutti paesaggi, io li amo molto, perché sono paesaggi aniconici, cioè senza figure, senza una storia, senza un racconto. Noi nella nostra tradizione dobbiamo sempre giustificare il paesaggio magnifico perché è lo sfondo al ritratto di Piero della Francesca, del duca di Urbino, c'è dietro un magnifico paesaggio, ma serve per collocare la figura umana, oppure in una fuga in Egitto, oppure in una scena mitologica. Qui invece c'è questa cultura che non è una cultura antropocentrica, che non è una cultura fondata sulla centralità dell'uomo, e c'è questa capacità di leggere il paesaggio in questi termini.
Ecco, alla mostra una delle ambizioni di Gabriella Belli, che poi siamo riusciti a realizzare, è stata quella di anche cogliere un omaggio a Venezia attraverso 3 capolavori che sono stati prestati di Turner, che rimane sempre questo riferimento diverso, molto diverso da Ruskin, però lui riconosce in Turner il padre della modernità. E ci sono queste 3 grandissime tele, tutte di Venezia, dedicate a Venezia, dove si vede, immaginate intanto lo scarto nella dimensione, e sono queste come esplosioni colorate di una Venezia onirica, insomma, forse poteva dipingerla anche a Londra, un dipinto di un ricordo di questo genere di Venezia, il titolo è Lo sposalizio del mare, e dove è molto ardita questa rappresentazione di Turner. È il padre della modernità, secondo Ruskin, perché arriva proprio a una dissoluzione della forma. Qui siamo nel 1835. Ora, la forma è già completamente sfaldata. Qui i titoli sono sempre molto precisi, cioè si vede San Giorgio, si vede la Punta della Dogana, si vede la Salute, però la città è così dissolta in una immagine estremamente moderna, che è quella, cioè a questo punto il primato in Italia, la ragione per cui ancora degli artisti vengono, dei poeti, dei letterati vengono in Italia, nel momento in cui l'Italia è decisamente, non ha più la leadership culturale che aveva nel Rinascimento, nel Seicento, e non è più neanche quel luogo del classico che fa venire verso Roma, Napoli, Pompei, Paestum, la Sicilia, tutti i grandi viaggiatori del Settecento. Quelli che vengono in Italia ormai vengono in Italia cercando questo mito che è stato inventato da Byron, e cioè la geografia cambia, non si viene più verso Roma ma si viene verso Venezia, visto oramai come questo fascino straordinario della città che muore, della dissoluzione, della plus belle que la beauté e la ruine de la beauté, cioè questo fascino della decadenza, che naturalmente è un mito creato da Byron e che poi vive tutto l'Ottocento fino a Thomas Mann, fino a Debussy, la Villa Engloutie, cioè Venezia e Turner è quello che traduce in termini visivi il mito che letterariamente Byron aveva fondato, cioè Venezia unica, superlativa, di un grandissimo fascino perché è la città che muore. Quindi, parlando di Turner, cioè, credo che la mostra vada anche vista per vedere fino a che punto è audace l'immagine di Turner. Questo è un dipinto molto grande della Tate Gallery, niente, vedete, bianco quasi, sembra Music, non so, sembra un artista del 45, 1845, che pure si chiama La Punta della Dogana e dove la forma è talmente annientata, diventa quasi soltanto il vuoto, il silenzio, la capacità di dipingere il vuoto, e quindi molto radicale questa posizione di Turner, che è appunto la grande figura amata da Ruskin, il quale però ha un modo di leggere Venezia invece tutta fatta di dettagli, non di questa... quindi a confronto, però questa sequenza di Turner che appunto è all'origine del mito di... veniamo alle tue foglie. C'è poi una sala dove Pierluigi Pizzi ha voluto mettere al centro un capitello gotico, perché la foglia è già praticamente il capitello gotico naturale di queste foglie di acanto, di altre cose lavorate. E vedete sul blu di Prussia lui dipinge semplicemente una foglia di quercia che muore. Però ha... allora, di signorine che nell'Ottocento inglese suonavano il pianoforte o dipingevano la botanica, insomma, questa era l'educazione corrente. La differenza nel caso di Ruskin è di attribuire quasi un'anima vivente alla natura
E lui, quando vede queste foglie che si accartocciano, Marco Vallora, su una recensione che ha fatto, dice sembra quasi un Giovanni Bellini che ha in cui la Madonna espone il bambino, da tanto è miniato questa foglia che diventa un'icona quasi sacra. Cioè lui si avvicina e dal punto di vista botanico studia questa cosa, ma capisce che è qualcosa che soffre, che ha un'anima e che è un essere vivente, cioè c'è questo transfer del mistero e dell'elemento divino che non è più nella religione, ma è spostato verso la natura, e anche in questo dettaglio. E sono bellissime. Cioè lui racconta che usava questi secchi dove scioglieva questo blu di Prussia e buttava dentro un piccolo ramo di alloro che sembra che affiori come dal fondo del cielo, e dove la cosa in sé ha una dimensione molto più di risonanza, molto più profonda di quanto non sia quella piccola cosa che è in sé. Sì, lui, insomma, adesso insomma, è un modo per dire, insomma, che l'infinito sta nelle piccole cose. Una volta Friedrich diceva, Dio, io l'ho trovato dappertutto, una volta l'ho trovato in un canneto. Cioè ho dipinto una piccola cosa, una foglia che comunque racchiudeva questo mistero. E questo fatto che un oggetto da niente, ma che non è più verde l'alloro, è su questo blu che lo trasfigura, che è così che galleggia su uno spazio che potrebbe essere infinito, attribuisce a un elemento come questo, oppure queste che sono queste foglie ghiacciate di quercia così, al quale poi attribuisce un nome mitico e così via. Queste sono le alghe, e questa è dedicata a Gherardo Mortaldi, perché è questo accostamento molto evidente tra una conchiglia che viene disegnata in questo modo, sono grandi, in questo modo molto fluo e molto morbido, e un dettaglio del portale gotico della cattedrale di Rouen, che lui riteneva insieme a Palazzo Ducale i due grandi capolavori del gotico, dove voi vedete che questa forma perfetta che c'è nella natura poi viene colta e si riflette nell'artista gotico. E questa era la sala dove appunto al centro, come risonanza molto delicata, molto discreta, questi sono alcuni, perché entriamo nel tema dei cieli prima di arrivare a Venezia. Anche questo è un tema che dalle nuvole ai cieli è un grande tema romantico, insomma, ma voglio solo far vedere quanto possono essere diversi e quanta volte siano. Allora, c'è scritto alle 8 di mattina, se mi ricordo l'ora, sul cielo di Coniston. Qui siamo in un dipinto dal vero, dipinto all'aperto, on the spot, sul lago di Coniston, dove si vede questa collina dietro che si chiama Old Man, cioè ha questa sagoma che si chiama Old Man, e sopra c'è scritto Fixed Cloud sopra la collina di Old Man nel lago di Coniston, cioè una nuvola ferma, anche se poi questa nuvola diventa un'ala, diventa un elemento quasi surreale, diventa molto di più, insomma, che una osservazione scientifica davanti a una nuvola. E anche per volevo forse un altro, non ce l'ho. No? Questo è il lago di Coniston, ecco, ma un'altra per fare vedere come Ruskin sia certo un poeta, un artista, ma è anche molto un uomo radicato nel suo tempo, e per esempio coglie dei temi che sono dei temi di una modernità enorme. Questo cielo, uno dei tanti cieli, è innamorato di questi che poi lui non ha mai venduto nulla, non ha mai messo nulla sul mercato, quindi questo gigantesco lavoro di 6-7 mila opere è un modo per lui di analizzare il mondo, di capire il mondo, ma non ha una destinazione, anche questo è molto singolare. E questo cielo è dipinto dalla sua casa di Londra, Herne Hill, e c'è scritto che lui rappresenta un sunset, un tramonto, attraverso the smokes of London, attraverso i primi fumi inquinanti dell'industrializzazione di Londra, che erano le fornaci di ceramica. E quindi questi fumi terribilmente inquinanti, se avete letto Dickens, insomma, cos'era il fumo di Londra, giustamente,
producono questi effetti colorati con il tramonto molto straordinari, però già allora c'è questa attenzione, questa inquietudine verso questo progresso, insomma, e qui si capisce anche un po' poi il tentativo di regredire, cioè il tentativo dei preraffaelliti, dei suoi amici, del suo gruppo, di sognare un ritorno a un mondo artigianale del Medioevo ancora intatto, insomma un tentativo di fermare questo cammino veloce. E veniamo finalmente ma per capire come Venezia è un tema in mezzo ad altri, un tema amatissimo da lui. Quindi nell'Italia lui ha dedicato, prima c'era una mia meravigliosa allieva di quando ero giovane che mi diceva di Raskin e Venezia, perché il Cisco Magagnato, il direttore meraviglioso di Castelvecchio di un tempo, aveva già fatto una piccola mostra con i disegni di Raskin relativi a Verona, perché Raskin ha disegnato il mondo fino alla Sicilia, cioè questa sua desiderio di mappare e per salvare, per documentare è di una inimmaginabile. Qui per esempio c'è Lucca, c'è San Miniato al Monte di Firenze, c'è questa bellissima, una mattina presto lui arriva a Taormina e da Taormina vede l'eruzione dell'Etna e noi siamo riusciti a mettere accanto la lettera che lui scrive a questa sua cugina, John Severn, in cui dice: stamattina sono salita all'alba, c'era questa eruzione che non ho mai visto una cosa, e dall'altra parte questa idea di un'Etna azzurra, che poi Andy Warhol, sul quale farà molte variazioni, quasi insomma, che trascende la realtà ma ne fa un'icona assolutamente memorabile. Però lui era lì, era salito, era andato a piedi, aveva voluto vedere, l'aveva dipinta dal vero, ma il vero non è detto che sia quello ottico, il vero può essere anche quello che uno sente, percepisce, questa libertà. E quindi per spiegare che la geografia dell'Italia è molto ampia, ma venendo a Venezia, dove per esempio scrive sulle barche un passaggio bellissimo, dice: le vele non sono tutte uguali, le vele delle barche di Napoli sembrano degli uccelli che si buttano in picchiata per conquistare qualcosa nell'acqua, sono molto... Quelle di Venezia sembrano delle farfalle, c'è sempre questa trasfigurazione, il Ponte dei Pugni, ma vedete, se voi guardate l'immagine a sinistra, non è facile pensare che sia un'immagine di pieno Ottocento, insomma, rispetto all'Ottocento italiano, così narrativo, così aderente all'immagine. C'è già una capacità di invenzione, di sintesi diversa. Qui abbiamo messo accanto, su queste inquadrature, diciamo, canoniche, il modello Turner e la variante che fa Raskin. E poi ci sono questi lati di questi paesaggi che Raskin riesce a fare a volte con una grande attenzione al dettaglio, a volte con questa immagine così essenziale, così rarefatta, per cui ci viene sempre da dire, vabbè, che questo è l'Arsenale che già si presta a essere così meraviglioso. Ma anche, per esempio, in questa parte del Canal Grande ci viene da dire una banalità assoluta, sembra Morandi, sembra Carrà, sembra questo Novecento così poco narrativo. E poi devo confessare che dopo aver detto questa scemenza, Carlo Ginzburg mi ha fatto notare che viceversa, cioè come è ovvio per tutti i pittori inglesi, la loro formazione di pittori di paesaggio da Constable in avanti è fatta sulla grande pittura olandese del Seicento. E quindi, diciamo, l'accostamento che va fatto, che è molto più intelligente di quello più banale che mi era venuto in mente prima, va fatto proprio con questa capacità di strutturare, di scandire la luce, come c'è in un Vermeer, come c'è in questa inquadratura di un artista olandese di Amsterdam, che è molto... La struttura che ha Turner, che ha Raskin, viene da questi precedenti, quindi una cultura. E veniamo a Venezia. Beh, questi sono bellissimi perché ovviamente sono meravigliosi pilastri acritani, sono una cosa che ogni volta che si passa lì davanti ci si commuove, perché da Jean d'Acre portare questi pilastri bizantini che sono di una bellezza, piazzarli. Ma Raskin qui ha già
conosciuti i daguerrotipi. E nel dipinto che voi avete qui a sinistra procede con una tecnica stranissima, usa questo colore, diciamo, violetto per in qualche modo dialogare con i daguerrotipi, e è un dipinto come dire, a risparmio, cioè lui prende una carta violetta e poi incide e fa emergere il bianco del sotto, quella che è sotto alla preparazione violetta, e in bianco voi avete la costruzione di questa immagine. Si chiama un reserve in Francia questo tipo di lavoro, cioè di lavoro al contrario, e sono queste, insomma, immagini di Venezia che anche così attente, dettagliate, proprio perché il dramma è quello che tu dicevi prima, cioè di fermare la Venezia com'era prima che questi restauri assolutamente di rifacimento totale togliessero, perché lui arriva perfino a dire che una città va tenuta insieme, va protetta, la manutenzione va fatta, ma c'è un momento in cui ha una vita, anche una città ha una vita. Guardate fino a che punto di attenzione sono fatti questi disegni, perché non c'era la fotografia e c'era questa esigenza estrema di documentare queste cose prima che andassero del tutto perdute, perché le immagini che noi vediamo di Venezia di allora sono veramente al limite. E quindi la moglie di Ruskin, Effie, questo matrimonio molto difficile, non consumato, e poi alla fine finito col fatto che lei lo abbandona e va con Millet, che è l'altro grande pittore preraffaellita, in uno scandalo che è un po' simile a quello di Oscar Wilde, cioè uno scandalo che tutta l'Inghilterra vive in maniera morbosa. Dicevo, quando Effie, la moglie, è con lui a Venezia, per questi tempi molto lunghi in inverno, con un freddo così, e che lui si arrampica e che dice sembra che uscisse da un camino come una strega, perché aveva questo panno nero per fotografare, per disegnare, per fare i primi... insomma, racconta di questa fatica da giorno e notte nella paura di non arrivare in tempo. E vedete, questi sono scusate, quella sulla destra è una fotografia che ho fatto io una mattina presto, come capita, ma perché ero rimasta toccata da questo grande acquarello di Ruskin della parete, diciamo, sud di San Marco, quello verso la laguna, è sud, vero? Spero. Dove ci sono questi dischi di porfido, di marmi che vengono dall'Oriente, meravigliosi, e lui dice è la mattina presto, ha appena piovuto e tutto questo si sfalda e si riflette in questa città magica, vedete, sono i riflessi dell'acqua, in questa città magica in cui la forma stessa è una forma che tende come a dissolversi nell'aria. E io mi ricordo che una mattina presto che aveva piovuto, che ero qua, ho voluto proprio andare lì e ringrazio Ruskin e di tutte queste occasioni che mi ha dato di lasciarmi veramente conquistare, sedurre da questa bellezza variabile di questa città che è questa è una sequenza lungo il Canal Grande. Questo per esempio è uno dei daguerrotipi. Se voi lo guardate da vicino dell'Acadoro, cioè vi accorgete come l'Acadoro, poi in mostra si vede molto bene che ce ne sono molti di più, l'Acadoro, Ca' Foscari, cioè questi monumenti erano, le finestre erano tutte transennate con del legno, con delle tavole chiuse, difficilmente forse abitate allora, e addirittura l'Acadoro viene martellata, non so se per ordine di Meduna per davvero, però lui è lì in barca e scrive la mattina in cui vengono mandati dei muratori a martellare l'Acadoro per ricavare dei pezzi che servono per costruire, cioè la città era alla soglia proprio della... e vi accorgete come tutti questi vuoti sono stati poi ripristinati, ma alla fine dell'Ottocento la città era in queste condizioni. Anche il modo in cui lui ha questo non finito, questi diversi piani, la parte dietro avanti, cioè ha una capacità di impaginare molto raffinata. Ecco, la prima a sinistra è appunto una finestra di Ca' Foscari, del secondo piano di Ca' Foscari, e
vedete tutta tamponata con delle tavole di legno per tenere insieme i pezzi e evidentemente non utilizzata, non abitata all'interno. E poi qui sono i vari passaggi che lui fa per l'altra grande, per illustrare le Stones of Venice, per illustrare le sue opere, per tradurre in incisioni, in acquaforti, molte di queste immagini. Queste bellissime, questi intarsi di marmi, cioè questo tipo di Venezia che lui amava, che non è Palladio mai, non è le geometrie, è questa Venezia insomma tardo-antica. Non c'è bisogno che io commenti anche queste Cadario, ma anche la capacità poi di ritagliare degli elementi decorativi e di farne degli elementi quasi astratti, come succederà per William Morris in Inghilterra in quegli anni, quando molte carte da parati, molti elementi di decorazione vengono da un dettaglio decorativo che viene isolato. E qui questo è stato veramente un gesto di fiducia verso Venezia, perché la Morgan Library, che addirittura tiene tutte queste opere al di là della strada, in un sotterraneo, in cassaforte. È verissima. Sì, una cosa. Ha prestato per la prima volta, ha fatto uscire per la prima volta alcuni fogli manoscritti per le Stones of Venice. Questi 9 faldoni con tutti questi fogli non catalogati sono stati acquistati da Pierpont Morgan nel 1914, non sono mai stati esposti, non sono catalogati, non sono studiati, ma è commovente vedere come lui, io non so come abbia fatto l'editore poi a stampare, ma questi sono i suoi fogli, scritti a pezzi, a volte su carta azzurra, verdina, bianca, giuntati con la cera lacca e molte volte intercalati da degli acquarelli. E questi senza quasi correzioni, in maniera affannosa, girando per Venezia, ma avendo molto chiara la struttura per capitoli di queste tipologie delle porte, delle finestre, che lui vuol fare per legittimare la grandezza del gotico, insomma, della cultura veneziana. Questa è la tua scatola. E questa è l'esposizione che viene fatta nella mostra. Voglio solo vedere un altro prestito che sono tutti i suoi taccuini, e i taccuini si chiamano Doors, Skies, Windows, non so, in cui lui racconta tutte le variazioni che ci sono a Venezia su alcuni temi fondamentali. Non voglio adesso essere troppo noiosa, voglio andare più svelta, ma così sono, questo per me è. Abbiamo avuto anche i 7 taccuini di Coniston e si possono vedere aperti e capire come appunto funzionava, come si lavorava in mancanza del virtuale, di tutte le capacità di confronto che noi abbiamo oggi, in quest'ansia disperata di fermare tutto prima che. E forse questo appunto è servito a far nascere una coscienza sia nella città, che poi alla fine questo ministro che si chiama negli anni 90 a Roma, alla fine questo ministro boccia il piano di sventramento di Venezia dopo averlo tanto fatto stare in stand-by, e impedisce questa rigenerazione della città. Questi sono, non voglio fermarmi di più, è anche il primo tentativo di costruire, non si stampava ancora a colori, ma di costruire delle tavole a colori, e lui sceglie anche qui il blu, perché dice che i mosaici bizantini, insomma, tradotti in nero, perdono questo senso più metafisico, più celestiale. Tenta questa operazione Le Stones of Venice ebbero furono un bestseller, insomma, ebbero varie ristampe, diventarono un libro molto celebre. Le ultime immagini che faccio vedere riguardano, fra le 1000 cose che lui ci ha fatto ritrovare di Venezia, sono delle pagine su Tintoretto, per esempio. Non è il primo, perché già nell'Ottocento ha cominciato da Delacroix, cioè tutta questa pittura di colore e romantica ritrova nei veneziani i loro antenati, la loro origine. Quindi non è il primo, però le pagine su Tintoretto sono impressionanti, soprattutto perché arrivare alla scuola di San Rocco allora, mezzo dimenticata, nel buio, arrampicarsi, non si vedeva quasi niente alla luce delle fiaccole, e riscattare per primo Carpaccio
e Tintoretto, che è un altro delle ragioni di questo suo grande amore verso Venezia. E anche qui lui non fa mai una coppia. Quando gli artisti studiano i grandi maestri, di solito ripetono la composizione, costruiscono un archivio di modi di comporre che serve a loro per ispirarsi. Raskin non ne fa nulla di queste cose e quindi è capace di sforbiciare, tagliare, usare dei colori, degli stralci che sono sempre talmente moderni, ed è difficile a volte risalire anche alla fonte, perché è talmente personale il suo modo di lavorare. Questo per esempio è da Tintoretto Il miracolo dello schiavo, questa ancora è da Tintoretto la grande crocifissione, anche questa tagliata delle ali, fatta monocroma invece che a colori, diventa qualcosa di molto romantico, in bianco e nero, e molto diverso dal Tintoretto del Cinquecento. Io per esempio questo pezzo non so come lui abbia potuto raggiungerlo e vederlo, da giù non si vede affatto questo dettaglio, e quindi vuol dire un lavoro fatto sul posto con l'idea di portarsi a casa, per quanto era possibile, questa storia meravigliosa che era rappresentata da Venezia. Ma voglio arrivare a delle cose spericolate. Ovviamente l'altro grande mito è il Carpaccio, anche per San Giorgio, perché San Giorgio diventa il nome di questa gilda, di questa diciamo confraternita che lui organizza a Sheffield in difesa di quelli che hanno degli operai, delle classi diciamo minori, questa scuola che li prepara, The Guild of St. George, e questa diventa anche l'icona che li rappresenta, e lui fa diversi studi, come anche diversi studi dalla Sant'Orsola, perché nella sua alternanza di follia, di delirio, di depressione degli ultimi anni, in cui ha questi attacchi continui, l'immagine della fanciulla perduta che era Rose Latouche si identifica con la Vergine Martire Sant'Orsola, che muore e affronta il martirio nel suo viaggio verso Roma, e ottiene dall'Accademia, ancora non c'era il direttore di oggi che deve avere delle regole più ferree, di staccare la tela di Carpaccio, di farsela portare in una stanza accanto e per un mese intero lavorare a questo studio della Sant'Orsola. Lo vedete nella versione di Oxford, che è già preraffaellita in qualche modo, è molto moderna perché quei fiori sulle finestre hanno già questo modo di dipingere dell'Ottocento, e nella versione del college, e anche qui nel momento in cui il feretro di Sant'Orsola viene portato fuori, così non finito, e lui dice: io dipingo in maniera molto silenziosa perché ho paura di svegliarla, cioè c'è questo transfer. Per finire con ancora il tema di Carpaccio, lui stralcia dei particolari, in questo caso è il meraviglioso, nella scuola dalmata è il tema di Sant'Agostino nello studio, dal quale lui stralcia un dettaglio. E il dettaglio più clamoroso, allora, sulla destra voi avete questo grande dipinto famoso delle dame di Carpaccio, che come sapete bene è un dipinto che è stato dimezzato, cioè è stato segato a metà, la parte, questo si è capito in anni recenti, è su tavola, era uno sportello rettangolare molto più grande, la parte sopra appartiene oggi al Getty Museum e chiaramente è bellissima ed è stata contrabbandata come un paesaggio puro nel Cinquecento, perché rappresenta la caccia in valle agli svassi, diceva Arbasino, non alle anatre, e la caccia in valle, ma si vede che c'è come un giglio che spunta dall'acqua nel pezzo che è al Museo Getty oggi, perché è il giglio che in quella balaustra del quadro che è al Correr in alto, all'estrema diciamo sinistra, è tagliato e si vede soltanto il vaso e un pezzo di questa parte. Quindi già questo taglio avviene già per una vendita già a metà del Settecento. Romanelli ha raccontato tutta la storia.
E quindi il dipinto che vede Ruskin a Venezia è quello delle due dame veneziane così misteriose, di cui non si capisce qual è il senso di questa tristezza infinita e che cosa facciano. Probabilmente questo faceva parte di uno sportello più grande, la cui parte superiore è al Getty, e forse anche di un'altra parte a sinistra, perché rimane così segato altrimenti il quadro. Ruskin, chiudo con questo paradosso, scrive: le due dame veneziane sono il più bel dipinto del mondo, c'è la frase. Poi lo studia e delle dame veneziane e fa questo grande studio, assolutamente una decostruzione come postmoderno del dipinto, perché ci sono solo pezzi di cane, pezzi di pantofole, cioè non c'è un polo narrativo, non c'è un racconto, c'è un modo di studiare che non è funzionale per niente a una mentalità di un artista che studia i classici, insomma. Quindi questa, diciamo, libertà, questa eccentricità, questa modernità di un pittore che, non dovendo poi lavorare per il mercato, non lavorando per il mercato, cerca di capire analizzando le cose da un punto di vista. Comunque un omaggio ancora una volta alla grande pittura veneziana, che è un altro degli elementi di fascino. Ovviamente lui non ama Tiziano, cioè non ama il pieno Rinascimento, ama sempre questi momenti più particolari e specifici. Scusate, ho parlato poi sempre io, però in questa conversazione da camera in cui siamo in pochi, se c'è qualcuno che ha voglia di raccontare. Se ci sono domande o cose da chiedere o punti da riprendere, io credo tu sia stata molto, molto precisa, molto convincente, molto lineare. Se ci sono domande, prego di farle. Se non ci sono, mi permetterei io, se ci dai ancora 2 minuti. Ma io, per carità, voglio solo far vedere che questa la dovrebbero dare a tutti, perché hanno pubblicato una piantina di Venezia con tutti i luoghi che Ruskin ha dipinto molte volte, e quindi questo è un lavoro bellissimo, ma credo che, come in tutte queste cose, non se ne sa, non c'è traccia. No, io non sapevo niente. Abbiamo tanto lavorato, ma non si sa dove è finita. Posso vedere? No, te la regalo, e ne ho regalo anche qualcun'altra allora copia. Io oggi ho fatto giornata, ve la mostro perché così sapete cos'è. No, un'ultima cosa rapidissima. Hai ricordato Rouen. Allora, Rouen, Pisa, Genova è un momento un po' particolare, mi pare, della biografia di Ruskin. È una Venezia un po' diversa che lui ha in mente, o mi sbaglio? Scusa, no. Cioè, c'è un periodo in cui c'è la stanchezza per Venezia? Sì, allora, nel catalogo c'è un saggio molto bello di Sergio Perosa che si intitola esattamente Ruskin rifiuta Venezia, che è il titolo più tenero che siamo riusciti a fargli mettere, perché è il titolo... È una parte abbastanza dura. Sì, perché dicevamo, ma come si fa a fare un catalogo di Ruskin su Venezia con Sergio Perosa, grande specialista della letteratura inglese, che ci mette una condanna così? Però tu hai perfettamente ragione, come in tutte le cose, quando la vita è lunga, e quella di Ruskin è una vita molto lunga, di più di 80 anni, le cose cambiano molto, e The Stones of Venice è scritto negli anni 50-51, in questi suoi ritorni e nel progressivo poi decadere della città, lui ha anche dei momenti di rigetto verso questa, anche non solo sul tema della bellezza, ma su questo tema della etico, della decadenza, insomma della comunità che c'è intorno. E quindi hai perfettamente ragione, questo amore è un amore molto altalenante, e noi scegliamo la parte diciamo più appassionata, ma ci sono delle pagine molto dure, non è un amore... Sempre passione, però. Sempre passione, e sempre anche amore. Con una... no, il punto è che effettivamente questo libro ha contato nella costruzione del mito di questa Venezia, che è la Venezia poi affascinante, che ha affascinato tutti i pellegrinaggi dell'Ottocento fino a Klimt, insomma questa Venezia non trionfante, e anche nel
far crescere poi una consapevolezza che ha riscattato, che è quella che noi speriamo che rinasca, perché di fronte a problemi diversi dovremo trovare altre soluzioni, altri modi, perché questa cosa magnifica possa essere, insomma, trasmessa. Questo è un augurio che io sono anche raccogliamo. ottimista, io credo che tutti sappiamo che questa è una cosa di tutti e che va... tutti noi dobbiamo proprio, credo, pensare. Insomma, anche se è un mondo che cambia così in fretta che le risposte magari non sono facili, però tutti sentiamo che dobbiamo trovarle. L'Istituto Veneto in primis, che ha fatto tante Ma noi cerchiamo incontri. per quello che possiamo, ma intanto come Istituto Veneto ti ringraziamo molto per essere grazie. venuta qui, per averci detto queste cose così interessanti, per averci mostrato queste immagini splendide. Se non ci sono domande da parte del pubblico... prego, signorina. Dottoressa, insomma, Se non il so microfono. come etichettarla perché sfugge a classificazioni di sorta. Avevo un paio di osservazioni che più o meno seriose che si legano a delle domande che avevo. La prima una chiosa sull'esposizione, perché entrando a Palazzo Ducale nella sala dei capitelli io sono entrato e non c'era indicazione di sorta che indirizzasse alla prosecuzione della mostra. Io sono entrato pagando un biglietto che ho ritenuto dopo quella sala un po' spropositato, ho detto è finita qui la mostra, e dopodiché effettivamente c'era la scala. Ma lei ha tutte ben le nascosta. ragioni, ha tutte le ragioni. Insomma, e in seconda battuta chiusavo anche al bookshop dove ho comprato il Ecco, catalogo, bravo. e questo mi porta a una domanda sulla mancanza di merchandise, per esempio cartoline e quant'altro, che sarebbe stato un utile complemento. Però la mostra, come ho avuto già modo di dirle, bellissima, un percorso tematicamente organizzato perfettamente. E avevo una domanda circa Venezia, ma anche circa Ruskin, che sorge da quello che lei ha detto. Quale secondo lei possa essere il futuro, era un interrogativo anche di Ruskin, di Venezia, della conservazione di Venezia, se debba coesistere con una modernizzazione e modernità, quanto sia possibile conservarla? E questo si applica anche agli acquerelli di Ruskin. Diciamo, a fronte di questa delicatezza e poi delle normative eccessive, come si possono fare, e questo si ricollega alla chiosa sul merchandise, come si può fare conoscere Ruskin, dato che insomma, l'esposizione può esserci solo per 3 mesi ogni 2 anni? Come secondo lei si può aiutare? Il catalogo secondo me è un primo passo fantastico, perché sono anche stampe di bellissima qualità, ma insomma così una serie di riflessioni, domande. Allora, sulle prime Grazie. due domande, diciamo, io soffro da morire perché io sono solo il curatore, vengo da fuori, però lei non sa, per esempio, per le cartoline, che io trovo che è un modo, uno non è costretto a comprarsi il catalogo, poi la cartolina è qualcosa che ti scegli. È già un problema che riguarda tutti i musei, oramai se tu vai nei grandi musei hai solo cartoline di piccoli cani, di gattini, di dettagli, cioè non esiste più una documentazione del quadro raro, vengono questi bookshop gestiti in maniera molto commerciale. Ma io ho fatto anche tutta una trattativa col museo di Coniston che per pochissimi pence dava queste casse di 200 cartoline, però insomma, tutto non può essere governato da una sola persona, c'è un accordo per il bookshop, un accordo per le cose, è molto difficile. Quindi, e anche per la segnaletica abbiamo casse di locandine, io non ne ho vista nessuna in giro, non ho visto una freccia, non ho visto... succede che tu lavori per un progetto e poi questo dopo ha molti altri steps che non sono più, non lo so. Dicendo ma anch'io soffro per questo, perché trovo che per esempio ci vuole così poco per governarlo, come se fosse una casa domestica in cui le cartoline si dà un ordine e si comprano e sono a disposizione, ed è un gesto anche di amicizia verso chi lo visita. E poi lei ha perfettamente ragione che è un percorso che non, come tante cose, devo dire che Venezia ha talmente tante cose che è anche difficile segnalare. Per il resto voglio dire che Ruskin in Inghilterra non è in grande moda, come nell'affossarsi dell'età vittoriana nel suo blocco. La fortuna della mostra è stata che abbiamo potuto anche chiedere molti prestiti, perché non è così qualcosa in questo momento sulla cresta dell'onda, un po' anche perché questo suo sogno utopico era poi fondato dal punto di vista economico su delle teorie magari più fragili.
Credo che no. Grandi mostre, per esempio, così complesse, è stata fatta una a Ottawa, molto ricca, ma del resto non saprei dirle. Io penso che, insomma, fosse necessario che a Venezia, e lo pensa Gabriella Belli, a Venezia Ruskin fosse proposto, perché è stato qualcosa di fondamentale per la città. E poi, senza fare miracoli, credo che determini anche una riflessione, un pensiero, insomma, anche se siamo di fronte a problemi che nessuno mai ha avuto prima, questi che abbiamo noi. Per esempio, il problema dei cambiamenti ambientali, l'altro giorno qui avete fatto quel seminario bellissimo, ma anche terribile, su quella che era il problema della gestione del MOSE, eccetera, di come tutte le proiezioni siano state... Era quasi terrificante. Ecco, cioè tutto è stato fatto cercando di fare al meglio, ma le proiezioni si sono rivelate molto diverse da quella che la realtà in maniera così veloce poi ha determinato. Quindi Ruskin vedeva il crollo di Venezia perché si profilavano certi problemi, oggi sono completamente altri, però l'obbligo di governarli, ecco, questo credo che sia il messaggio sì, questo è un problema molto generale che non possiamo affrontare in che questa riguarda sede, tutto il mondo. Poi, anche se per Venezia in particolare su questi temi siamo molto impegnati qui in Istituto Veneto. Direi che forse siamo quelli più esposti da questo punto di vista e ne siamo fieri. Ma adesso se non ci sono altre domande, o chiedo se ci sono altre domande. Tanto la ringrazio per queste annotazioni di carattere diverso, molto utili. Sì, no, ma che è quello gentili. che una mostra vuole anche essere, cioè un'esperienza estetica, ma anche insomma, un monito, insomma, qualcosa. Bene, allora... Io ringrazio con quest'acqua queste persone che sono venute fino a qui, veramente. Grazie a te. Bene, grazie a tutti e soprattutto grazie a te e tanti complimenti. Io sono commossa di vedere